È un tracollo tragico quello a cui assistiamo in Afghanistan riguardo i diritti delle donne. In poco più di un anno le donne afghane sono state licenziate dai loro impieghi, radiate dai ruoli amministrativi, è stato vietato loro di fare sport, comprare contraccettivi, sono state allontanate dalle scuole superiori e dalle università, impedendo loro di costruirsi un futuro dignitoso. Vietare alle ragazze l'accesso all'istruzione è una violazione dei diritti umani, significa negare ogni speranza a milioni di giovani, ma non solo. Queste norme criminali mettono in pericolo la stessa vita delle donne, basti pensare alla loro salute. Le afghane non possono essere visitate dai medici uomini, ma se alle donne non è consentito studiare medicina, a chi possono rivolgersi? Chiedo alla Commissione europea di sostenere le organizzazioni che con grandissimi sforzi cercano di offrire servizi alternativi per l'istruzione delle giovani afghane. Invito inoltre tutte le istituzioni europee e gli Stati membri ad esercitare pressioni sui talebani affinché rispettino i diritti umani. La cultura, la conoscenza, le competenze sono gli unici strumenti che possono permettere al popolo afghano di risollevarsi dalla crisi economica, ambientale, dall'emergenza alimentare che tengono in ostaggio il Paese, e il contributo delle donne, anche in questo caso, è fondamentale. Grazie.